La Regione è pronta a mettere i soldi di tasca propria, o meglio, ci sta lavorando. Luca Zaia conferma di voler offrire il patrocinio legale gratuito ai veneti che dovessero finire indagati per eccesso di legittima difesa, promesso durante la campagna elettorale. Il caso del pensionato che spara e uccide il ladro entrato nella sua proprietà non smette di alimentare la discussione. Uno dei punti è proprio quello della difesa legale ed è una delle attività che stiamo portando avanti come Consiglio regionale. L'ultimo intervento legislativo in materia di legittima difesa è del 2006 e proprio del leghista, allora ministro Castelli. La legge sanciva che è ritenuta proporzionata la reazione armata nel caso in cui una persona si introduca in spazi di privata dimora o sia pronto ad aggredire. Il problema, per alcuni giuristi, è che la valutazione sulla proporzionalità della reazione lascia ancora molti margini all'interprete e al giudice che applica la legge. Ovviamente oggi le persone vengono accusate dell'eccesso di legittima difesa proprio perché si vuole ancora mettere in discussione questo principio. Io dico che se qualcuno ti aggredisce in casa tua tu hai diritto di difenderti. Avvocato gratuito, per tutti gli altri è solo speculazione gratuita. Ciò su cui si deve lavorare è la legge. Le leggi possono anche essere modificate proprio in relazione ai fatti che si verificano. Ogni amministratore si prende la responsabilità di quello che dice. Se qualcuno ha già fatto il processo così in 5 minuti e ha già emesso il suo giudizio personale, se ne prende la responsabilità. La proprietà privata della propria casa diventa secondo me un diritto inviolabile, ma questa inviolabilità deve essere garantita innanzitutto dallo Stato.